Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno sabato 5 luglio, Sant'Antonio Maria Zaccaria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio che ci hai resi figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù ci invita a riflettere con una frase semplice ma potente: il vino nuovo si mette in otri nuovi. È un'immagine chiara, concreta, che parla della vita di tutti i giorni. Se metti qualcosa di fresco, vivo, dinamico, come il Vangelo, in una struttura rigida, vecchia, che non vuole cambiare, finirà per rompersi tutto. Il messaggio è forte. Non possiamo accogliere la novità di Dio con il cuore abituato alla mediocrità o alle apparenze. Il Vangelo non è una toppa su una vita già piena di compromessi. Non viene ad aggiustare un po' qua, un po' là. Viene a trasformare, a rinnovare tutto, a rimetterci in piedi. È questa trasformazione che inizia con le cose semplici, nel modo in cui trattiamo gli altri, nelle parole che scegliamo, nel tempo che dedichiamo alla preghiera, nella sincerità con cui viviamo. Essere otri nuovi significa avere un cuore disponibile, aperto, capace di lasciarsi cambiare da Dio ogni giorno. Significa non vivere la fede per abitudine, ma come qualcosa che ci prende dal di dentro, che ci sfida, che ci libera. Perché il Vangelo è esigente, sì, ma è anche liberante. Ci toglie di dosso le maschere, ci chiama fuori dalle mezze misure, ci aiuta a vivere con verità. Chi accoglie davvero questa novità non si accontenta più di vivere nel minimo indispensabile. Vuole qualcosa di più vero, di più bello, di più profondo. E piano piano diventa lui stesso segno di novità per chi gli sta vicino. Cerca oggi di essere una persona che senza far rumore porta il profumo della vita nuova che viene da Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E abbraccio tutti voi che vi siete già uniti alla comunità del Vangelo e voi che condividete in vari modi i nostri momenti di preghiera e di ascolto del Vangelo. E a tutti auguro di cuore una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao ciao! E abbi cura di te. Bepi, eccolo qua. Bravo.
C'è un'altra aria, c'è un altro sole sulle colline di Meggiugorie, un'altra luce sopra le case e tanta pace dentro le chiese e mille fontane chiuse e mille candele accese. C'è un'altra aria, c'è un altro sole e sguardi nuovi tra le persone. Chi ti è vicino ti dà la mano ed il pensiero va a chi è lontano e mille fontane chiuse e mille candele accese. Parlami, confortami, o Vergine Maria, Madre mia purissima, confido solo in te. Quanta dolcezza nelle tue parole, guardami negli occhi e solo non sarò più, mai più. Spirito Santo, porta l'amore sulle rovine che ho dentro al cuore. Tienimi stretto come un bambino. Spirito Santo, stammi vicino e mille stelle si sono accese solo per te, Regina della pace. C'è un'altra aria, c'è un altro sole sulle colline di Meggiugorie, un'altra luce sopra le case e tanta pace dentro le chiese e mille fontane chiuse e mille candele accese. Parlami, confortami, o Vergine Maria, Madre mia purissima, confido solo in te. Quanta dolcezza nelle tue parole, guardami negli occhi e solo non sarò più, mai più. Spirito Santo, porta l'amore sulle rovine che ho dentro al cuore. Tienimi stretto come un bambino.
sono accese solo per te, Regina della pace, e 1000 stelle si sono accese solo per te, Regina della pace. Preghiera a Sant'Antonio Maria Zaccaria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso Sant'Antonio Maria Zaccaria, tu che hai dedicato la tua vita a servizio di Dio e del prossimo, intercedi per noi presso il trono dell'Altissimo. Concedici la tua stessa passione per la riforma della Chiesa e per la salvezza delle anime. Aiutaci a vivere con zelo e dedizione, portando la luce del Vangelo a tutti quelli che incontriamo. O Santo Fondatore dei Chierici Regolari di San Paolo, insegnaci a vivere nella carità e nella misericordia, seguendo il tuo esempio di amore per Cristo e per la sua Chiesa. Proteggi le nostre famiglie e le nostre comunità, affinché possano crescere nella fede e nella speranza. Intercedi per noi, affinché possiamo trovare conforto nell'amore di Dio. Sant'Antonio Maria Zaccaria, prega per noi, affinché possiamo vivere con fede, speranza e carità e raggiungere la gioia eterna nel regno dei cieli. Amen. Sant'Antonio Maria Zaccaria, prega per noi e per il mondo intero. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente, perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria.
O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo, e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen.
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. C'è un'altra aria, c'è un altro sole sulle colline di Meggiugorie, un'altra luce sopra le case e tanta pace dentro le chiese e mille fontane chiuse e mille candele accese. C'è un'altra aria, c'è un altro sole e sguardi nuovi tra le persone. Chi ti è vicino ti dà la mano ed il pensiero va a chi è lontano e mille fontane chiuse e mille candele accese. Parlami, confortami, o Vergine Maria, Madre mia purissima, confido solo in te. Quanta dolcezza nelle tue parole, guardami negli occhi e solo non sarò più, mai più. Spirito Santo, porta l'amore sulle rovine che ho dentro al cuore. Tienimi stretto come un bambino. Spirito Santo, stammi vicino e mille stelle si sono accese solo per te, Regina della pace. C'è un'altra aria, c'è un altro sole sulle colline di Meggiugorie, un'altra luce sopra le case e tanta pace dentro le chiese e mille fontane chiuse e mille candele accese. Parlami, confortami, o Vergine
Santissima, confido solo in te. Quanta dolcezza nelle tue parole, guardami negli occhi e solo non sarò più, mai più. Spirito Santo, porta l'amore sulle rovine che ho dentro al cuore. Tienimi stretto come un bambino. Spirito Santo, stammi vicino e mille stelle si sono accese solo per te, Regina della pace. E mille stelle si sono accese solo per te, Regina della pace. Pensiero di Padre Pio di oggi. Quando dedichiamo la nostra vita a servire gli altri con amore e compassione, sperimentiamo la gioia autentica. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, e siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Tu sei misericordia, amico degli ultimi e poveri, rifugio dei cuori feriti, misericordioso Signore. Le mani trafitte d'amore, tu sei misericordia infinita, fiume che scorre dal tuo cuore, Gesù, nostro Salvatore. Nel tuo sguardo ritroviamo speranza, noi ci affidiamo a te.
dal legno della croce, sconfiggi la morte e il peccato, con sangue e acqua ci hai purificato. Vieni Signore, Gesù ritorna e abbi misericordia di noi. Buongiorno a tutti voi fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Carissimi fratelli e sorelle, nei prossimi giorni mi sostituirà alle preghiere del mattino, alle preghiere mattutine a Maria, Don Luca Fabiani, che come faccio io farà anche lui la riflessione del giorno e le preghiere del mattino. Quindi fratelli e sorelle, nei prossimi giorni, quando sentirete le preghiere del mattino e le preghiere mattutine a Maria, Don Luca, salutatelo affettuosamente e ringraziatelo per il suo supporto. Inoltre, fratelli e sorelle, vi ricordo che Don Luca è un teologo laureato alla Gregoriana. Perciò tutti noi abbiamo tanto da imparare da Don Luca, quindi lo ascolteremo con grande fede. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri, e il vino si spande e gli otri vanno perduti, ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano». La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 5 luglio 2025, sabato della 13ª settimana del tempo ordinario. Carissimi fratelli e sorelle, in questo sabato del tempo ordinario meditiamo con due letture che, se lette in profondità, ci parlano di due aspetti davvero importanti della nostra fede:
la tensione tra l'apparenza e la verità e la novità sconvolgente portata da Gesù. Le scritture che ci offre oggi la liturgia ci conducono prima nella tenda oscura di Isacco, ormai anziano e quasi cieco, dove si svolge una scena carica di tensione familiare e spirituale, e poi siamo portati tra i discepoli di Giovanni e quelli di Gesù, che si interrogano su come vivere concretamente la fede. Queste sono letture che ci chiamano a guardare oltre le forme e gli schemi, per entrare nel cuore stesso del mistero di Dio. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dal libro della Genesi, vedremo il racconto dell'inganno di Giobbe che è sconcertante. Con l'aiuto di sua madre Rebecca si finge suo fratello Esaù per ottenere da Isacco, ormai cieco, la benedizione destinata al primogenito. E leggiamo dalla prima lettura di oggi. La voce è di Giacobbe, ma le braccia sono di Esaù. Queste parole, fratelli e sorelle di Isacco, rivelano la tensione tra verità e apparenza. Vedete, nonostante l'inganno, la benedizione ha effetto, perché Dio permette che il suo disegno si compia anche attraverso situazioni imperfette. Questo, fratelli e sorelle, ci insegna che il Signore non abbandona il suo progetto nemmeno quando noi, con le nostre fragilità, ne complichiamo il cammino. Carissimi fratelli e sorelle, nella vita anche noi come Giacobbe cerchiamo di essere benedetti, di essere visti, riconosciuti, amati. A volte lo facciamo nascondendo ciò che siamo, cercando approvazione con maschere scorciatoie. Ma Dio, fratelli e sorelle, non si lascia ingannare dalle apparenze. La sua benedizione arriva quando ci presentiamo a Lui con un cuore sincero. E anche se la nostra storia è segnata da errori, Dio può trarne il bene. Nel Vangelo secondo Matteo che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, ci viene presentata un'altra domanda, questa volta posta a Gesù. Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Vedete, fratelli e sorelle, la domanda nasce da un confronto tra le pratiche religiose di ieri e il modo nuovo del vivere proposto da Gesù. A questa domanda, fratelli e sorelle, in questa lettura Gesù risponde in modo sorprendente e leggiamo dal Vangelo di oggi. Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Qui, fratelli e sorelle, Gesù ci sta dicendo: voi state guardando il digiuno come un dovere religioso, ma io vi sto portando una festa. Non si può digiunare quando si ha la presenza dello sposo, cioè alla presenza di Dio. Carissimi fratelli e sorelle, come abbiamo ascoltato in questa lettura del Vangelo di oggi, Gesù si presenta come lo sposo, un'immagine ricorrente nell'Antico Testamento per indicare Dio che ama il suo popolo. Da questa lettura capiamo che con Gesù è iniziato qualcosa di nuovo, qualcosa che non si può semplicemente adattare ai vecchi schemi, ed è proprio per questo che Gesù ci mette davanti due immagini conclusive, e leggiamo dal Vangelo di oggi. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio e nessuno versa vino nuovo in otri vecchi. Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci sta dicendo che la novità del Regno dei Cieli non può essere contenuta nelle vecchie forme, non perché esse siano sbagliate in sé, ma perché non bastano più. Il vino nuovo ha bisogno di otri nuovi modi di pensare, di pregare, di amare, di perdonare. Vedete, anche oggi nella nostra vita rischiamo di attaccarci più alle abitudini che al Vangelo.
Tutti noi viviamo la fede come un insieme di pratiche, come un insieme di regole, però quando qualcosa cambia ci sentiamo smarriti. Per questo Gesù ci invita a guardare avanti, a non restare attaccati al passato solo perché ci è familiare. Fratelli e sorelle, non si può amare Dio solo per abitudine, perché Dio è un cammino sempre nuovo, come un amore che ogni giorno si rinnova. Carissimi fratelli e sorelle, la parola di Dio di oggi ci chiede di fare due cose apparentemente opposte ma profondamente unite. Da un lato accettare che Dio opera anche dentro le pieghe contorte della nostra storia, come ha fatto con Giacobbe. Dall'altro lato lasciarci trasformare dalla novità del Vangelo, abbandonando gli otri vecchi, quelle abitudini di morte che tutti noi ci portiamo dietro. Fratelli e sorelle, tutti noi oggi siamo chiamati ad avere un cuore aperto, capace di ricevere la benedizione di Dio nella verità della nostra vita e soprattutto di lasciarci portare la gioia dello sposo che è in mezzo a noi, Gesù Cristo Signore. Allora oggi chiediamo il dono di avere occhi per vedere oltre le apparenze, orecchie per ascoltare la voce e i cuori nuovi, affinché tutti noi siamo capaci di contenere il vino nuovo del suo amore e diffonderlo in tutto il mondo. Ancora una volta, fratelli e sorelle, vi ricordo che nei prossimi giorni mi sostituirà Don Luca Fabiani. Come vi ho detto all'inizio, accogliamo Don Luca con un cuore aperto e ascoltiamo i suoi insegnamenti. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 5 luglio 2025, sabato della 13ª settimana del tempo ordinario. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio
per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre Pio, tu sei vissuto nel secolo dell'orgoglio e sei stato umile. Padre Pio, tu sei passato tra noi nell'epoca delle ricchezze sognate, giocate e adorate e sei rimasto povero. Padre Pio, accanto a te nessuno sentiva la voce e tu parlavi con Dio. Vicino a te nessuno vedeva la luce e tu vedevi Dio. Padre Pio, mentre noi correvamo affannati, tu restavi in ginocchio e vedevi l'amore di Dio inchiodato ad un legno, ferito nelle mani, nei piedi e nel cuore. Padre Pio, aiutaci a piangere davanti alla croce, aiutaci a credere davanti all'amore, aiutaci a sentire la messa come pianto di Dio. Aiutaci a cercare il perdono come abbraccio di pace, aiutaci ad essere cristiani con le ferite che versano sangue di carità fedele e silenziosa, come le ferite di Dio. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata per intercessione di San Pio da Pietrelcina. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio, la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina, intercedi per noi. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati e chiediamo aiuto a San Pio da Pietrelcina. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Per gli iscritti al canale preghiamo insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per la pace nel mondo e per la fine delle guerre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
per tutti i gruppi di preghiera e cenacoli. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i pellegrini e per tutti i santuari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti coloro che vivono soli e maltrattati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Affidiamo, fratelli e sorelle, a San Pio da Pietrelcina tutte queste nostre intenzioni e quelle che avete scritto. San Pio da Pietrelcina, affidiamo a te queste preghiere del mattino e tutte le nostre intenzioni. Intercedi per tutti noi presso il nostro Gesù, affinché tramite la tua intercessione possiamo essere esauditi. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, al termine di queste preghiere del mattino vi dono la santa benedizione. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguro a tutti voi, fratelli e sorelle, di trascorrere una buona e santa giornata. Dio vi benedica tutti e San Pio da Pietrelcina vi possa guidare lungo questo giorno. Pace e bene, Ave Maria, Laudetur Jesus Christus. Tu sei misericordia, amico degli ultimi e poveri, rifugio dei cuori feriti, misericordioso Signore. Trafitte d'amore, tu sei misericordia infinita, fiume che scorre dal tuo cuore, Gesù, nostro Salvatore. Nel tuo sguardo ritroviamo speranza, noi ci affidiamo a te. Nelle tue piaghe troviamo pace, misericordioso Signore. In te confida il nostro cuore, tu vieni a spezzare le catene. Dal legno della croce
al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera, preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, preghiamo per la pace. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». Vergine Madre Maria, tu che mossa dallo Spirito hai accolto il Verbo della vita, nella profondità della tua umile fede, totalmente donata all'Eterno, aiutaci a dire il nostro sì, nell'urgenza più imperiosa che mai di far risuonare la buona notizia di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Tu, ricolma della presenza di Cristo, hai portato la gioia a Giovanni il Battista, facendolo esultare nel seno di sua madre. Ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte. Dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non lasciarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. I pastori dicevano tra loro: andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore. A voi, fiduciosi, ci affidiamo. Santa Famiglia di Nazaret, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole chiese domestiche. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio.
Mosso dunque dallo Spirito, Simeone si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza preparata a te davanti a tutti i popoli. Insegnaci, Signore, a tenerti tra le braccia, come Simeone, non solo nella testa e nel cuore, ma tra le mani, in ogni cosa che facciamo, nella preghiera, al lavoro, a tavola, al telefono, a scuola, coi poveri, ovunque. Aiutaci anche a lasciarci incontrare da te e a far incontrare te, perché questo è il segreto per mantenere viva la fiamma della nostra vita spirituale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore.
Aiuta, o Madre, la nostra fede. Apri il nostro ascolto alla parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi. Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare. Ricordaci che chi crede non è mai solo. Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino. Questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza tramonto, che lo stesso Cristo, il Figlio tuo, il nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, senza esclusione. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o piam, o dulcis Virgo Maria. A te levo i miei occhi, Santa Madre di Dio. Vorrei fare della mia casa una casa nella quale Gesù sia presente, come ha promesso a quelli che si riuniscono nel suo nome. Tu hai accolto il messaggio dell'angelo come un messaggio che viene da Dio e hai ricevuto per la tua fede la grazia incomparabile di accogliere in te Dio stesso. Tu hai aperto ai pastori e ai magi la porta della tua casa, in modo che nessuno si stupisse della sua povertà o della sua ricchezza. Sii tu nella mia casa colei che accoglie, perché quanti hanno bisogno di conforto siano confortati, quanti desiderano rendere grazie possano farlo, quanti cercano la pace possano trovarla, e possa ognuno ritornare nella sua casa con la gioia di aver incontrato Gesù, via, verità e vita. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Maria, Regina della Pace, Prega per noi. Maria, Madre della Speranza, Prega per noi. Santa Bernadette, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Yeah, he sets my body in motion. He knows how to turn things up. And he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying, hey, what's up? They look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us, thinking we are too much. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us.
Why do I need to be good all the Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il tema della meditazione di oggi è l'infinita misericordia di Dio che si manifesta in Gesù crocifisso. San Vincenzo Maria Strambi inizia a considerare la bruttezza del peccato e la necessità che abbiamo di essere purificati da questa lebbra dell'anima con il sangue preziosissimo di Gesù. Così egli scrive: il sangue preziosissimo di Gesù purifica l'anima macchiata dal peccato. Oh, quanto sono deformi e nauseanti quelle macchie che causano nell'anima. E quindi il profeta Isaia, parlando ai peccatori, li esorta a lavarsi al fonte della vita, così da venire purificati. Lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male. Isaia 1,16. Ma qual è questa fonte di vita se non il sangue vivificato e purificante dell'immacolato agnello, dove si immergono le anime e restano purificate da ogni macchia? Il sangue di Cristo ci purifica da ogni iniquità. San Vincenzo Maria Strambi ravvisa nella fonte di cui parla il 47° capitolo del profeta Zaccaria il sangue del nostro Redentore. A questa fonte l'anima nostra viene purificata. Così egli afferma: il sangue del Redentore è paragonato a una fonte aperta a tutti, di cui parlò il profeta Zaccaria, fonte che contiene in abbondanza le acque per purificare le anime. Si troverà ancora chi voglia restare nelle sue sordidezze e non apprestarsi a questo fonte benefico di salute? Considera il gran torto che il peccatore fa al sangue preziosissimo di Gesù, volendo piuttosto vivere nelle sue nefandezze che purificarsi in questo fonte di vita. Che diresti, anima mia, di colui che caduto nel fango volesse in esso ravvolgersi anziché sorgere ed accostarsi a una fonte di acqua limpida che potesse lavarlo? Quale stoltezza sarebbe questa? Ora, più detestabile è la stoltezza del peccatore che passa gli anni nel fango delle sue colpe, dimentico dell'anima, dell'eternità e di Dio, senza accostarsi al lavacro purissimo di questo sangue. Peccatori, risvegliatevi, per voi è aperto questo fonte. Venite, lavatevi e purificatevi. Più che un fiume, l'infinita misericordia di Dio è paragonata a un mare sconfinato. Inoltre, il nostro autore paragona l'effusione del sangue di Gesù a un diluvio purificatore che salva l'umanità peccatrice. Ecco le sue parole. Il sangue di Gesù è un fiume vastissimo, anzi un profondissimo mare senza termine, senza lido, che inonda, ricopre tutta la faccia della terra, giacché la divina misericordia che dispensa questo sangue prezioso non ha confine. Santa Maria Maddalena de' Pazzi ebbe a dire che 2 volte Dio aveva mandato il diluvio. Il primo fu ai tempi di Noè, nell'inondazione universale della terra, e l'altro fu nella pienezza dei tempi, con l'effusione del sangue di Gesù. Ora, in questo ampio mare vi si offre ai peccatori l'opportunità di gettare l'immenso peso dei peccati
e ne potete dubitare della prontissima volontà del Signore di cancellarli, avendoci fatto intendere per bocca del profeta Michea che tutte le nostre iniquità le getterà nel profondo mare della sua misericordia. Come sua consuetudine, San Vincenzo Maria Strambi rivolge a questo punto una preghiera a Gesù. Amorosissimo Gesù, che nell'immenso mare del vostro preziosissimo sangue oggi mi inviti ad immergermi per purificarmi da tante macchie contratte per le mie iniquità. Troppo reo sarei al tuo divino cospetto se facessi il sordo agli inviti della tua grazia. Ah sì, mio Gesù, tutto voglio immergermi in queste acque di misericordia e di grazia. Vedi quante miserie, tu solo puoi purificarmi. Purificami, o Signore, dirò con il lebbroso del Vangelo, perché tu lo puoi fare. Un solo cenno della tua volontà basta per purificarmi. Fa che ascolti dalle tue labbra quelle dolci e consolanti parole. Lo voglio, sii purificato. E così, purificato dal tuo sangue, mantenga questa purezza sino alla morte. L'esempio conclusivo è tratto dalla vita di Santa Matilde ed è il seguente. Per animare i peccatori a confidare nella sua misericordia con l'immergersi nel suo preziosissimo sangue, il Signore apparve un giorno a Santa Matilde sopra un altare con le mani distese, le cui santissime piaghe, come se fossero fresche, spargevano abbondantissimo sangue, e così le disse: «Ecco rotte e aperte tutte le mie ferite per i poveri peccatori. Vi sono alcuni che non hanno ardire nel confidare nella mia misericordia. Se questi ricorressero alla mia passione e salutassero devotamente le mie piaghe, caccerebbero da sé ogni timore. Eterno Padre, io ti offro per le mani purissime di Maria il sangue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico. Unisco le preghiere, le azioni e le sofferenze mie di questo giorno secondo le intenzioni della vittima divina, in espiazione dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. In particolare te l'offro secondo le intenzioni del Santo Padre e per questo bisogno che tanto mi sta a cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sangue di Cristo effuso sulla croce, salvaci. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.